Testa a coda al Palaverde, arriva puntuale la vittoria consecutiva numero 41 per l'Imoco Volley contro la Bartoccini Perugia. Prima della gara l'abbraccio virtuale tra i due amici, per la prima volta oggi avversari in panchina, coach Santarelli e coach Davide Mazzanti, che arriva al Palaverde da ex con la moglie Serena Ortolani. Tegola alla vigilia per Conegliano, che oltre a Folì, ancora in recupero, deve fare a meno di Miriam Silla, infortunatasi nell'allenamento di sabato alla spalla destra. Nei prossimi giorni gli esami per valutare l'entità dell'infortunio. Nel primo set l'approccio delle Pantere non è ottimale e una serie di errori in avvio consente alle ospiti di scattare dai blocchi avanti 4-0, prima della reazione di un Imoco comunque molto fallosa e capace di ben 9 errori nel set. La battuta è decisiva nel parziale, con Perugia che gioca spregiudicata e trova una Velkova particolarmente ispirata. 6 punti nel set e 3 ace della ceca che consentono la prima fuga alle ombre, 9-13. Funzionano bene le centrali in casa Conegliano e Capitan Voloz si affida a loro per la rimonta. Il pareggio arriva a quota 22, ma non basta contro un Ortolani scatenata e una formazione ospite che riesce a difendere ogni pallone. Egonu prima pareggia a quota 22 con 2 attacchi dei suoi, poi però sbaglia al secondo set point per la Bartoccini, che può esultare per il set conquistato 23-25. È il sesto parziale concesso alle avversarie dalle Pantere di Conegliano in questa stagione. Il secondo set è simile. L'Imoco limita gli errori e ritrova una Paola Egonu sui suoi standard offensivi e una Sara Farr che domina sotto rete al 100% in attacco nel set. Ma dall'altra parte l'energia di Serena Ortolani, grande ex dell'incontro, e di Avelkova consentono a Perugia di lottare punto a punto fino alla fine, sfruttando una battuta sempre tagliente e qualche difficoltà in ricezione di Conegliano. Con il muro 6-1 nel set, il conto dei blocks, le Pantere fanno la differenza e nonostante i tentativi di riaggancio delle ospiti, la chiusura di Egonu sul 25-22 stavolta è perfetta. Si combatte anche nel terzo set, nonostante Voloz e compagne sembra abbiano in pugno il risultato sul 14-7 e successivamente 19-12. Coach Mazzanti fa uscire dalla panchina Veronica Angeloni, che dà spettacolo, segnerà 5 punti nel parziale, e assieme ad una serie di muri vincenti trascina le ombre ad una grande rimonta fino al 21-19. Il break ospite però si ferma sul muro sempre presente della squadra di casa, che alla fine ne metterà a segno ben 16. De Cruyff ed Egonu oscurano la vallata e l'Imoco chiude con un sospiro di sollievo, rintuzzando la rimonta di Di Giulio e compagne, 25-22 e Pantere in vantaggio. Il quarto set vede l'Imoco far valere la propria superiorità fin dall'inizio e bastano 20 minuti alla squadra di coach Santarelli, che sbaglia pochissimo e tiene sempre salde le redini del set. Voloz insiste al centro, continuano le ottime percentuali delle centrali e la capitana dell'Imoco manderà anche stasera tutte le sue attaccanti in doppia cifra. Dopo l'11-11 firmato a muro da Culas per Perugia, sale in cattedra Monica De Gennaro, spettacolare in difesa e ricezione, sarà lei l'MVP del match e ottima anche come regista aggiunto. Dopo il primo break che porta le Pantere sul 15-11, Mackenzie Adams, Egonu e una concreta Kimberly Hill mantengono sempre avanti le Pantere, che con i 26 punti dell'opposta azzurra chiudono 25-15 grazie all'errore finale di Avelkova. Curiosità, con 1 ora e 53 minuti, questa 18ª vittoria su 18 gare dell'Imoco è stata la partita più lunga della stagione giallo-blu. Sì, esatto, loro sono state molto brave a metterci in difficoltà e d'altronde hanno aperto il gas e hanno spinto al massimo in battuta e vabbè, ci abbiamo messo un po' a ingranare bene la marcia, però dai, poi gli ultimi set sono andati meglio. Ogni giorno si ha uno stimolo in più, si vuole migliorare e devo ringraziare la squadra per tutto l'aiuto che mi dà, soprattutto in campo, quando magari anche nei momenti un pochino più blu io sono un pochino più tesa, loro mi dicono sempre una bella parola e mi tranquillizzo subito e niente, è bello giocare con loro.